C'era una volta un giovane di nome Pietro, nato in una terra attraversata dal vento e dal profumo dei campi. Era un ragazzo di cuore buono, con occhi attenti e una mente sempre curiosa. Fin da piccolo, Pietro si distingueva per la sua inclinazione alla preghiera e alla bontà. Mentre i suoi coetanei giocavano nei cortili, lui costruiva altari con ramoscelli e sassi, imitando i gesti dei sacerdoti con un'innocenza che faceva sorridere chiunque lo guardasse. Quando crebbe, il padre decise di mandarlo lontano, in un luogo dove avrebbe potuto imparare molto. La città che lo accolse era viva, piena di voci e colori. Qui Pietro si immerse nei libri, ma più ancora si lasciò attrarre dal desiderio di una vita che parlasse di Dio in ogni suo respiro. Fu in questa città che il giovane incontrò una guida speciale, un uomo di grande saggezza. Costui vide in Pietro qualcosa di unico e gli parlò di un cammino nuovo, di una famiglia speciale chiamata Compagnia di Gesù. Pietro non esitò, il suo cuore ardeva già per quel fuoco. Non fu un cammino facile. Pietro incontrò ostacoli, incomprensioni e persino momenti di grande solitudine. Ma ogni volta che il buio sembrava avvolgerlo, si inginocchiava e pregava, e da quella preghiera si alzava più forte di prima. La sua fede era come una fiamma che non poteva essere spenta, nemmeno dal vento più forte. Quando finalmente divenne un membro della compagnia, Pietro si dedicò con tutta la sua anima a portare la luce del Vangelo dove ce n'era più bisogno. La Germania, in quel tempo, era una terra ferita, divisa da voci di ribellione e confusione. Pietro vi giunse con la forza di un apostolo e la dolcezza di un fratello. Non portava con sé né ricchezze né armi, ma solo la sua parola e il suo cuore. Predicava nelle chiese, nelle piazze, perfino lungo le strade, e ogni volta che parlava sembrava che il cielo si aprisse. La gente si fermava ad ascoltarlo, anche chi all'inizio era diffidente finiva per essere toccato dalla sua sincerità. Non era solo con le parole che Pietro cambiava le cose, lui scriveva e con la sua penna sapeva raggiungere luoghi dove i suoi piedi non potevano arrivare. Tra i suoi scritti, uno in particolare divenne come un piccolo tesoro, un libro semplice, chiaro, che spiegava a tutti le verità della fede. Le persone lo leggevano, lo studiavano e in quelle pagine trovavano risposte, conforto e speranza. Ma ciò che rendeva Pietro davvero speciale era il suo cuore, sempre rivolto a Dio. In silenzio si metteva in preghiera e parlava con lui come si parla a un amico. Una volta, durante una di queste preghiere, Pietro sentì qualcosa di straordinario. Era come se un'immensa dolcezza lo avvolgesse e nel suo cuore si disegnò un'immagine vivida e luminosa, il cuore di Cristo, pieno d'amore per l'umanità. Da quel giorno Pietro sentì di avere una forza ancora più grande, un amore che lo spingeva a non fermarsi mai, nemmeno davanti alla fatica o al dolore. Non cercò mai onori o riconoscimenti. Quando gli vennero offerti grandi incarichi, lui li rifiutò, preferendo restare vicino alla gente comune, a chi aveva bisogno di conforto. Si vedeva come un servo, mai come un maestro. La sua vita era fatta di lavoro, preghiera e dedizione. Quando arrivò il momento di lasciare questo mondo, Pietro era sereno. Aveva dato tutto ciò che poteva. Mentre chiudeva gli occhi, si dice che il suo volto fosse illuminato da una pace che parlava di cieli lontani.
E anche dopo la sua morte, le sue parole e il suo esempio continuarono a risplendere come una stella che guida i viandanti nella notte. La sua storia rimane un invito per tutti a vivere con fede, a non arrendersi mai, a credere che anche nei momenti più difficili l'amore di Dio può trasformare ogni cosa in luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.